Quanto può essere fragile l'equilibrio quando si viaggia in moto. Basta un attimo, un piccolo errore e tutto cambia. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Tra poco scoprirai cosa è accaduto ieri sera a Muravera, lungo via Roma, dove un incidente tra una moto e un'auto ha rischiato di trasformarsi in una tragedia, ma fortunatamente si è concluso senza conseguenze gravissime. Ci troviamo nel cuore del paese, in una strada trafficata soprattutto la sera. Un uomo di 56 anni, originario di Utah, bagnino di professione, era in sella alla sua moto. Davanti a lui una Peugeot 208, guidata da una donna di 44 anni, insegnante di Jesus. L'impatto è stato improvviso. La moto ha urtato la vettura e l'uomo è finito sull'asfalto. Quando leggo episodi come questo, penso sempre che dietro ogni notizia c'è una persona, una famiglia che trattiene il fiato, finché non arriva una conferma sulle condizioni del proprio caro. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri della compagnia di San Vito. Hanno messo in sicurezza l'area, regolato il traffico e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica. Nel frattempo il motociclista è stato portato in Croce Giallo al Policlinico di Monserrato. Ha riportato diverse lesioni, ma non è in pericolo di vita. Una notizia che ha fatto tirare a tutti un sospiro di sollievo. La conducente dell'auto invece è rimasta per fortuna illesa. Questo episodio ci ricorda quanto siano vulnerabili i motociclisti e quanto basti un attimo di distrazione per cambiare una serata qualsiasi. In Sardegna, dove le due ruote sono amate e usate tanto, la prudenza non è mai troppa. Allora ti chiedo, secondo te, cosa servirebbe di più per ridurre questi incidenti? Più controlli? Strade più sicure? O semplicemente più attenzione da parte di chi guida?